Ci sarà anche la Camera Ardente per la cerimonia dell'ultimo saluto a Stefano Farronato, alpinista e arboricoltore, morto ai primi di novembre in Nepal assieme al compagno di scalata Alessandro Caputo. I due stavano tentando l'ascensione al Monte Pambari e sono stati sorpresi da un'intensa nevicata. Il rito funebre in forma laica si svolgerà questo mercoledì all'Auditorium Vivaldi di San Giuseppe di Cassola. La Camera Ardente sarà aperta alle 14.30 e dalle 15.30 inizierà il commiato. Al saluto iniziale del sindaco Gian Antonio Stangerlin seguiranno una decina di interventi di familiari e amici e la proiezione di alcuni filmati che ricorderanno le imprese e le passioni di Farronato. A Cassola sarà luto cittadino e le bandiere presenti nelle sedi comunali e negli uffici pubblici rimarranno mezz'asta per tutta la durata del funerale. Per consentire la maggiore partecipazione di persone sarà installato un maxischermo nel giardino dell'auditorium. I parcheggi utilizzabili saranno quelli della scuola Marconi e della vicina area commerciale. Al termine della cerimonia sarà l'ex parroco di San Zeno, Don Stefano Caichiolo, ad impartire la benedizione sulla salma di Farronato, che nei giorni scorsi è stata cremata in Nepal e poi riportata a casa dalla sorella Martina e dalla compagna Angela. L'urna sarà deposta nel cimitero di San Zeno, vicino alla tomba del Papa Bertillo, mancato alcuni mesi fa e nel cui ricordo Stefano era partito per la sua ultima scalata.